Dico anche da parte mia che ho sofferto pure io 2 anni fa, 3 anni fa, quando ero non in grande forma. Non era un attacco verso di me dai miei tifosi, ma aspettavano una prestazione grandissima a livello di quello che puoi dare. Perciò è solo questo il problema. Dopo lui ha reagito in modo sbagliato, dobbiamo ammettere. Veramente una bruttissima scena quella che si sta verificando, con tantissimi tifosi che hanno circondato Balotelli cercando di aggredirlo e insultandolo molto pesantemente. Per fortuna c'era tutto il servizio di sicurezza, gli steward eccetera, che ha evitato il peggio e soprattutto una reazione sconsiderata di Balotelli. A te Giorgio. Va bene, ma che macchina Balotelli? La macchina è diabolica. Era dell'uomo ragno. Vabbè, comunque questa è una cosa che non va bene, insomma, al di là delle reazioni scomposte, immotivate, ingiustificate, sì, insomma, di Balotelli secondo me, meno secondo Massimo, però francamente, insomma, la folla interista se lo deve godersi questo momento meraviglioso, di storia, bisogna anche stemperare un po' queste cose qua, pazzesco. Un attimo ancora da Nebuloni, sempre lì nel garage. Sì Giorgio, perché è venuto in soccorso di Balotelli anche il presidente Moratti per cercare di rassicurarlo, gli ha dato un buffetto, insomma un momento non facile, ha compreso la difficoltà del momento, non era ancora salito in macchina e lui e il consigliere dell'Inter Tronchetti Provera sono venuti a vedere insomma la situazione che si era creata e ha cercato di riportare la calma, per dire la verità con molta fatica. A te. Va bene, insomma, ripeto, questo è tutto sbagliato, è sbagliato l'atteggiamento del pubblico in questo momento.